Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. A cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova. Conduce Andrea Canton. Il 1853 fu un anno davvero particolare per il Giappone. Dopo più di 200 anni di isolamento assoluto, gli Stati Uniti imposero al paese del Sollevante di aprirsi ai mercati internazionali. Oltre a frotte di commercianti, diplomatici e venditori d'armi, fecero il loro ingresso nel paese anche molti missionari cristiani, cattolici e protestanti, nonostante la fede cristiana fosse stata eradicata dallo shogun Tokugawa 212 anni prima. Il cristianesimo era entrato per la prima volta nel paese il 15 agosto, giorno dell'Assunta del 1549, grazie a un santo, uno dei più noti, San Francesco Saverio. In poco meno di 100 anni il cristianesimo attecchì in maniera straordinaria in Giappone, soprattutto nella zona di Nagasaki e nell'isola di Kyushu, l'isola più a sud del paese. Quando la politica poi impose l'isolazionismo, il cristianesimo venne considerato una religione straniera e quindi da combattere. Le chiese furono distrutte, i missionari furono uccisi o cacciati e tanti martiri vennero uccisi nel nome di Cristo. Quando i nuovi missionari nell'Ottocento arrivarono, si aspettavano di trovare assolutamente nessuna traccia del cristianesimo, e invece no. È la grande epopea dei cristiani nascosti che Martin Scorsese racconterà al cinema l'anno prossimo. Utilizzando simbologie strane e formule criptiche, i cristiani potevano continuare ad evangelizzare, a celebrare, a battezzare. L'esperienza dei cristiani nascosti, così amata da Papa Bergoglio, che continua a ricordarla molto spesso nelle sue omelie di Santa Marta, ci insegna l'importanza enorme del ruolo dei laici e soprattutto il fatto che quando la fede entra nel cuore delle persone non c'è nulla che la possa eradicare. Oggi per Pronto Mondo ci collegheremo in diretta con la terra del Giappone. Ci risponderà Carla Adami, una signora di Padova che da quasi 30 anni vive e opera in Giappone con la comunità neocatecumenale. Nel censimento del 2005 i cattolici in Giappone risultarono una minoranza, una goccia di 650.000 persone in un oceano di 120 milioni di persone, mezzo punto percentuale. Parrebbero un numero assolutamente ininfluente, destinato ad essere schiacciato dalla massa, e invece no. La Chiesa cattolica in Giappone è infatti riconosciuta, stimata e ben presente. Ben 3 primi ministri del paese, tra cui di recente Taro Aso, furono cattolici, 5 invece i protestanti. La Chiesa cattolica gestisce università, ospedali, istituzioni, ma anche e soprattutto scuole, a partire dall'asilo, enti caritatevoli e centri di assistenza. A differenza della Corea, però, la popolazione, sempre presa dal lavoro e imbrigliata nelle rigide redini di secolari tradizioni, è poco avvezza ad abbracciare la vita di fede. Terra di produzione di cartoni, videogiochi e fumetti, il Giappone è per molti l'arcipelago dei sogni, dove scienziati e ingegneri dal camice bianco preparano il futuro. Ma è anche sede di una società verticale, nella quale il lavoro e il dovere sono tutto. L'azienda è la vera casa e chi viene lasciato indietro resta indietro per sempre. Anche qui, più che mai, c'è bisogno di un nuovo annuncio. Carissimi ascoltatori, bentornati a Pronto Mondo. Come preannunciato siamo in collegamento con il Giappone, il paese del Sollevante, più precisamente a Oita, una città dell'isola più meridionale del Giappone, Kyushu. Ci risponde Carla Adami, nativa di Povolenta a Padova, ma abitato per una vita dietro la Basilica del Santo del cammino neocatecumenale. Grazie Carla. Sì, buongiorno a tutti voi e anche chi è in ascolto. Carla, sei partita per la missione un po' tardi rispetto alla partenza classica dei missionari. Ci puoi raccontare un po' l'inizio di questa chiamata? La vera chiamata è venuta quando io ho dato questa disponibilità, ma prima c'è stato un periodo di crisi molto profonda che io non sapevo esattamente quello che il Signore voleva da me. Sono stata anche fidanzata alcune volte, ma è sempre finita la storia. Poi è venuta, diciamo, anche attraverso una sofferenza
fisica questa chiamata a una riunione che c'è stata a Porto San Giorgio, e c'era una parola che era abbastanza forte per me, in cui c'era Elia che ha messo il mantello a Eliseo, dice: sai cosa ho fatto per te? Quindi una chiamata. E poi il Vangelo diceva che messo mano al aratro e si volge indietro non è degno di essere mio discepolo. Allora lì c'è stato come una voce, non lo so, qualcosa che mi ha spinto a dare la mia disponibilità al Signore. È stato nel 1988, 1° luglio, questo me lo ricordo perfettamente. Dopo 30 anni di lavoro al Messaggero di Sant'Antonio sei andata in pensione nel dicembre del 1988 e poi sei partita. Sì, diciamo che sono partita alcuni mesi dopo. Il primo passo è stato fare da babysitter con un'altra persona in Olanda. Io ho una famiglia, lei un'altra, che avevano un incontro, una convivenza con Chico a Porto San Giorgio. E poi c'è stata una chiamata di tutte le ragazze che stavano in missione, e fra queste ci sono stata anch'io, che per caso mi trovavo lì, che ancora non era stabilita la zona ed esattamente la chiamata alla missione. E poi è venuto che il Signore, insomma, è stato un pochino più chiaro con me, ecco, e sono partita subito, perché c'erano problemi qua in Giappone, quindi abbiamo dovuto aspettare un po' prima di venire qua. Te l'aspettavi che saresti andata in Giappone? No, è che alla convivenza c'era una famiglia già che era stata destinata al Giappone. Quando mi ha visto che mi sono alzata ha detto: ah, quella è una sorella della mia comunità. Allora Chico dice: chi è? Io ho alzato la mano e lui fa: beh, sei disposta ad andare a Tokyo? Così è stato, e ho detto di sì. Non so come mai, perché in certi momenti è come che tu lasci lo spazio al Signore e lui fa le cose, e da quel momento sono stata destinata a Tokyo, insomma, dove poi ho vissuto 5 anni lì. Il primo impatto con questa realtà qual è stata? La lingua difficile? La gente diversa? Dunque, intanto è un paese che devi accettare così com'è. Ci vuole molto tempo per capirlo, perché le persone sono molto chiuse, non hanno facilità di aprirsi come noi. Per esempio, io personalmente sono una persona che appena vede qualcuno già comincia, non lo so, a mettersi in contatto con lui, eccetera. Persone che stanno soffrendo tantissimo ma non dimostrano la loro sofferenza. Ti faccio un esempio: una signora che è venuta nella seconda comunità è entrata perché la figlia si era suicidata, ne aveva 2 ed aveva una sofferenza grandissima. Io a Tokyo, ti dico veramente, ho sperimentato che il Signore mi ha preceduto in tante situazioni. Allora, per andare a aiutare le famiglie dovevo fare come minimo un'ora e mezza di treno fra metropolitana e treno in superficie, e con le persone mi sono sempre trovata bene. In realtà le prime sono quelle della comunità, anche tutte di giapponesi, e la lingua è molto difficile, deve avere molta pazienza, devi ripetere sempre molto le cose. Io adesso qui sto andando il lunedì a una lezione in un posto dove ci sono volontarie, tutte signore volontarie, si vede che hanno finito di insegnare, e perché a volte tu la impari ma dopo usi dei verbi impropriamente. Comunque le persone con noi sono sempre state molto disponibili, molto gentili, molto aperte, ecco, questo in qualsiasi posto dove sono andata. Una spiritualità antica, forme come il shintoismo, il buddismo, di che cosa è intrisa la cultura in Giappone? Sì, un po' di tutte e due, c'è un sincretismo. Qui ci sono anche molti testimoni di Geova che ogni tanto vengono anche a casa nostra, nonostante gli abbiamo detto: guarda, vedi la Madonna che abbiamo fuori, ecco, noi siamo della Chiesa Cattolica, ma non c'è niente da fare. Loro hanno questa, che è una cosa buonissima che dovremmo fare anche noi, 2 a 2 andare per le case a invitare la gente, e qui loro stanno facendo questo e la Chiesa non lo sta facendo. Non è un rimprovero, perché ci sono modi di fare che la Chiesa accetta e altri no, però i giapponesi come tali non è che vanno alla Otera o alla Jinja. La Jinja è shintoista e la Otera è buddista. Hanno dei momenti quando nascono, quando si sposano e quando muoiono, ecco, i 3 momenti principali. I funerali sono gestiti tutti dai buddisti, però se muore un cristiano noi diamo la precedenza alla liturgia, alla messa, alle omelie, alla parola, eccetera. Però sono tutte gestite da gruppi buddisti, da società buddiste. Insomma. Grazie Carla, noi ci fermiamo qualche istante e torniamo veramente tra pochissimo. L'epopea dei cristiani nascosti ha sempre esercitato un grande fascino all'interno della lunga storia del Giappone, anche se non è molto nota in Occidente. Papa Bergoglio, però, in molte delle sue omelie
Ha preso questi laici rimasti senza guida, sbandati in piccoli villaggi massaldi e ben radicati nella fede in Cristo, come esempio. Nel marzo scorso la Chiesa giapponese ha celebrato il 150° anniversario della scoperta da parte dei missionari occidentali di queste comunità cristiane, rimaste in incognito per oltre 250 anni. Ma già il 15 gennaio Papa Francesco, nel corso di un'udienza pubblica, aveva affrontato il tema. Queste le sue parole. È esemplare la storia della comunità cristiana in Giappone. Essa subì una dura persecuzione. Vi furono numerosi martiri, i membri del clero furono espulsi e migliaia di fedeli furono uccisi. Non è rimasto in Giappone nessun prete, tutti sono stati espulsi. Allora la comunità si ritirò nella clandestinità, conservando la fede e la preghiera nel nascondimento. E quando nasceva un bambino, il papà o la mamma lo battezzavano, perché tutti i fedeli possono battezzare in particolari circostanze. Quando dopo circa 2 secoli e mezzo, 250 anni dopo, i missionari ritornarono in Giappone, migliaia di cristiani uscirono allo scoperto e la Chiesa poté rifiorire. Erano sopravvissuti con la grazia del loro battesimo. Questo è grande. Il popolo di Dio trasmette la fede, battezza i suoi figli e va avanti. E avevano mantenuto, pur nel segreto, un forte spirito comunitario, perché il battesimo li aveva fatti diventare un solo corpo in Cristo. Erano isolati e nascosti, ma erano sempre membra del popolo di Dio, membra della Chiesa. Possiamo tanto imparare da questa storia. Pronto mondo? Rieccoci carissimi dopo la pausa, noi siamo sempre in collegamento con il Giappone, con la missionaria neocatecumenale padovana Carla Adami a Oita, nell'isola di Kyushu. Grazie Carla. Sì, prego. E Carla, tu sei in Giappone dal 1990, giusto? Sì, 1990 sono partita con 2 famiglie, io e un'altra sorella, un'altra ragazza che poi per motivi di salute è rientrata dopo 2 mesi e mezzo. Sono stata circa 5 anni a Tokyo. Carla, tu adesso vivi con altre 2 sorelle neocatecumenali come te e vicino avete altre 2 famiglie, una famiglia di italiani e una famiglia di spagnoli. Cosa fate in concreto? In concreto ognuno vive come se fosse a casa sua, cioè porta i figli a scuola, fa fare la spesa, si prepara da mangiare. Quello che ci distingue è che noi ci troviamo 2 volte alla settimana, primo per la parola, che normalmente è il mercoledì almeno per noi, e il sabato facciamo l'Eucarestia e abbiamo dei momenti in cui facciamo delle risonanze, cioè una eco alla parola. E fare il cammino vuol dire anche stare con fratelli giapponesi e vedere ogni giorno anche attraverso la preghiera, e facciamo una vita diciamo normale, cioè quello che distingue è che tu vivi una vita mettendo il Signore al primo posto, non avendo tante ricchezze, non avendo tante cose, non chiedendo cose speciali, avendo come priorità mettere il Signore sempre al primo posto. Prima, durante la pausa, abbiamo ascoltato la vicenda umana e spirituale dei Kakuri Christians, dei cristiani nascosti, che tra l'inizio del 600 hanno difeso la fede nascondendola. Questa esperienza dei martiri di Nagasaki, di altre storie di un'accoglienza viscerale e totale al cristianesimo, risuonano ancora, ci sono nel rapporto tra il Giappone e la fede cristiana. Sono passati molti anni, c'è sempre ogni tanto un anniversario di questo che si ricordano i martiri di tutte le parti del Giappone. Noi vicino a casa nostra abbiamo una stele grande anche di famiglie che durante la persecuzione hanno dato la loro vita per Gesù Cristo. Dopo i giapponesi più che altro sono quelli di Nagasaki, perché Nagasaki a quel tempo era come il Vaticano, per dirti. E quindi tutti i martiri, almeno quelli che la Chiesa onora il giorno 6 di febbraio, che è il giorno del mio compleanno, li hanno portati attraverso tutto il Giappone fino a Nagasaki, e lì sono stati tutti crocifissi. Questi che la Chiesa ricorda in questa data, ma poi ci sono tantissimi altri momenti storici. Nel 1992 abbiamo ricordato i 100 anni dall'ultima persecuzione che c'è stata qui in Giappone contro i cristiani.
Il Giappone, a differenza di tanti altri paesi dell'Asia, come ad esempio la Corea del Sud, è forse il paese in cui il cristianesimo cattolico o di altre forme fa più fatica ad attecchire. Qual è il motivo di questo? Beh, i motivi sono tanti. Quello che noi pensiamo è che c'è come una distinzione fra i nostri paesi e qua. La Chiesa, per annunciare Gesù Cristo, lo fa attraverso la tradizione cristiana, la messa, eccetera. C'è poca apertura verso la missionarietà, come dice Papa Francesco. E poi sono molto radicati nel loro modo di vivere. Se non vengono avvicinati personalmente e non vengono invitati anche a queste catechesi, è molto difficile che possano diventare cristiani, per dirti. Noi abbiamo fatto una domenica, siamo andati in un centro di Oita, abbiamo con le chitarre cantando e ogni tanto avvicinando persone con degli inviti, con delle spiegazioni. La gente è molto impegnata nel lavoro, nelle cose da fare, eccetera, quindi fa molta fatica ad ascoltare. Quelli che diventano proprio cristiani, se lo diventano in maniera molto radicale, come è successo al tempo di Francesco Saverio, ecco, che dopo c'è stata la persecuzione. Insomma, in Giappone non è che esistano delle famiglie cristiane, ma tanti cristiani con una fede molto ben presente. Sì, una fede presente. Noi abbiamo alcune famiglie, una signora che è stata battezzata quando ancora c'era il vescovo, l'abbiamo fatta per immersione, c'era nel 1992, abbiamo battezzato per immersione 7 persone, una di queste che frequenta la comunità, il marito dopo 10-12 anni adesso sta ascoltando le catechesi e hanno 12 figli. Un'altra signora che è venuta alle catechesi dopo 7 anni, il marito è entrato in comunità, quindi oltre all'annuncio che si fa, oltre alla predicazione, c'è anche la testimonianza personale, che quella è molto importante. Noi siamo contentissimi che questo uomo dopo tanti anni, dopo tanti figli, perché è anche contento di averli, hai capito? Lui è proprio buddista non è che, però sta venendo e ascolta. Tante cose non le capisce perché se la mente inquadrata in un certo modo è difficile capire cose di fede che sono così profonde, no? Per noi sono a volte anche più semplici, ma per chi invece ha una vita fatta così di lavoro e basta, è un po' difficile, cioè lontano da Dio, lui non sa perché Dio lo ama, per dirti, ecco. Il Giappone, con la sua cultura, la sua produzione multimediale, i cartoni, i fumetti, il cibo, la moda, la tecnologia, colpisce molto l'Occidente, colpisce molto anche l'Italia. Lei che vive in Giappone da tantissimi anni, questo impatto come lo vede e qual è la visione positiva di questo? La visione positiva è che è un paese che produce molto, che fa tante cose buone, che sono molto seri anche nel lavoro, molto esigenti, sono molto gentili in apparenza, cioè tu vedi le persone che ti si inchinano sempre davanti a te quando entri per esempio in un negozio a comprare, eccetera. Amano molto la natura perché dove costruiscono case preparano sempre anche il terreno con le piante, con le strade, con tutto quello che serve per la vita. La cosa che potrebbe cambiare il modo di pensare è viverci qua, avere rapporti con il mondo del lavoro, con il mondo della cultura, con gli ospedali, e forse c'è qualche cosa che potrebbe modificare il modo di vedere il Giappone. Per me il Giappone prima di tutto essenzialmente è un paese dove vivono giapponesi che soffrono tantissimo, quindi al di là dell'esteriorità, cioè di quello che potrebbe apparire, a noi colpisce sempre il modo di vivere molto severo che hanno qui in Giappone, e quindi la gente soffre tantissimo mancanza di relazione con le persone, e quindi noi diciamo che vogliamo bene i giapponesi più che il Giappone. Grazie Carla per la testimonianza, grazie per il tuo impegno, buon proseguimento con la tua opera di evangelizzazione e diciamo anche di carità verso i cuori di queste persone. Prego, facciamo scambievolmente, preghiamo gli uni per gli altri, perché penso che anche a Padova sarà uguale, no? Per noi cari ascoltatori è tutto, l'appuntamento con Pronto Mondo è alla settimana prossima.
Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione, a cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova.